Buongiorno e benvenuti al meteo di Che Tempo Fa. Vediamo ora l'aggiornamento di domani sulla nostra penisola. Situazione ancora poco estiva con piogge sul settentrione, ma vediamo nel dettaglio. Al nord nuvolosità variabile su Veneto e Friuli Venezia Giulia, maltempo diffuso con piogge e rovesci sulle altre regioni. Temporali sull'Emilia Romagna, le temperature sono in ribasso. Al centro cielo molto nuvoloso su Umbria, Lazio e Abruzzo, nubi alternate a schiarite sulle altre regioni e clima caldo. Le temperature massime infatti salgono fino a 34 gradi. Al sud cielo molto nuvoloso su Campania e Calabria, qualche nuvola mattutina ma in prevalenza sole sul resto del settore. Temperature nel complesso in lieve aumento, clima ormai quasi estivo. Diamo uno sguardo alle isole. In Sicilia alta pressione, quindi cielo soleggiato in prevalenza, tranne qualche nuvola mattutina. Le temperature massime salgono fino a 33 gradi. Saliamo anche noi in Sardegna, dove troviamo staffetta tra sole e nuvole nel corso della giornata. Temperature stazionarie e clima sempre caldo. I venti saranno da molto deboli a deboli da nord-est sul versante orientale, da molto deboli a moderati su quello occidentale. Mari nel complesso da quasi calmi a poco mossi su entrambi i versanti. Grazie per essere stati con noi, rinnoviamo l'appuntamento a domani, buona giornata!